benvenuti al TG Sicilia, alle principali notizie di questa edizione. Fedeli in fila da tutto il mondo per l'ultimo saluto a Papa Francesco. La sua salma esposta in una semplice bara scoperta davanti all'altare della Confessione a San Pietro. In Sicilia mobilitate tutte le parrocchie, l'arcivescovo di Catania, l'eredità di Francesco e l'amore per i poveri. Un operaio edile di 65 anni, Antonio Rapisarda, padre di 2 figli, è morto in un cantiere della strada Adrano Bronte, in contrada Passo Zingaro nel Catanese. L'uomo è morto sul colpo, travolto da un fascio di travi in ferro. Stava per andare in pensione. Cronaca, 2 detenuti nel carcere di Giarre accusati di una brutale aggressione sessuale ai danni di un altro giovane recluso. Uno degli assalitori era nel branco dello stupro della 13enne alla Villa Bellini. Francofonte ha ucciso per gelosia. Il giovane reo confesso accusato di omicidio volontario ha infierito con 5 coltellate sul 17enne che aveva corteggiato la sua ragazza. Decine i testimoni nella strada della Movida. Lo reggevo dal parafango, ma poi il veicolo mi è sfuggito. È indagato per omicidio colposo il padre del bimbo morto su una minimoto finita contro un muro a Palermo. Emergenza abitativa a Catania, CGIL e Sunia lanciano l'allarme sulla lentezza burocratica e sulla mancanza di cronoprogramma che rischiano di far perdere fondi importanti per la città. E poi il calcio, 5 partite in 16 giorni. Sarà un finale di stagione a ritmi serrati per il Palermo che domenica in trasferta sfiderà il Catanzaro. In Serie C l'ultima di campionato sarà decisiva per gli obiettivi delle siciliane. Bentrovati dunque a San Pietro, è un lungo pellegrinaggio di fedeli per l'ultimo saluto a Papa Francesco. La sua salma esposta in una semplice bara scoperta senza catafalco davanti all'altare della confessione. Veglie di preghiere e messe a suffragio in tutto il mondo. In Sicilia mobilitate tutte le parrocchie. L'arcivescovo di Catania, l'eredità di Francesco e l'amore per i poveri. Orazio Longo. Già adesso sono stimati in 100.000 in fila per l'ultimo saluto a Papa Francesco, ma i numeri sono destinati a salire di qui a sabato, quando ci sarà il funerale, con una presenza prevista di 250.000 fedeli, con leader e capi di Stato, tra cui Trump, Macron e Zelensky, e la presidente UE, Ursula von der Leyen. Il Papa degli ultimi, così come lo vogliono ricordare in molti, è giunto per l'ultima volta a San Pietro in processione da Santa Marta. La sua salma è esposta in una semplice bara scoperta, bordata di rosso e senza catafalco, davanti all'altare della confessione fino a venerdì alle 20. In Vaticano sono giunti anche i cardinali che hanno partecipato alla seconda congregazione in vista del conclave previsto per i primi di maggio. Ma la commozione per la morte di Bergoglio corre in tutto il mondo. Sicilia mobilitata dalle città ai piccoli borghi, in veglie di preghiere e messa a suffragio. A Catania l'arcivescovo Renna sottolinea l'amore per i poveri come la grande eredità lasciata dal pontefice. Papa Francesco in un suo documento, il primo, ci ha raccomandato l'amicizia con i poveri, ci ha raccomandato di imparare da loro. Domani alle 18:30 messa a suffragio a Palermo in cattedrale con l'arcivescovo Lorefice. Da ieri sono scattati i 5 giorni di lutto nazionale, mentre alla Camera dei Deputati si è svolta una commemorazione per il pontefice, che nelle sue ultime volontà ha chiesto di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore senza particolare decoro e con l'unica iscrizione Franciscus. E Papa Francesco è stato anche un grande comunicatore, così lo ha ricordato oggi a Focus Monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontifica Accademia della Scienza con specifica competenza per il settore della comunicazione. Nelle sue parole un episodio risaliente al giorno della sua elezione. Sentiamolo. Decisi di mettere sulla loggia centrale di San Pietro una telecamera che in qualche modo inquadrasse un po' da dietro il Papa e il cerimoniere che si sarebbero affacciati sulla loggia. Questo caso assolutamente fortuito, però è stata una felice coincidenza. Perché? Perché in regia abbiamo potuto costruire
due punti di vista, cioè il punto di vista, diciamo, del pontefice che guardava il popolo radunato in piazza e il punto di vista della piazza che guardava invece il pontefice. E questo ha fatto proprio nascere da subito l'idea del Papa del dialogo, no? Di un botta e risposta. Ma secondo lei come si chiamerà il prossimo Papa? Dipende chi sarà. Ci può essere, diciamo, sono due scelte. Una è quella di scegliere un nome di qualche altro pontefice che c'è già stato, no? E per esempio potrebbe essere un Paolo VII. Oppure può fare come Papa Francesco, che sceglie un nome così, tira fuori dal cilindro un nome nuovo, e questo indicherà anche un po' la strada della Chiesa. Il percorso. A Catania in prefettura si potrà firmare fino a sabato il registro per le condoglianze a Papa Francesco. In mattinata le visite dell'arcivescovo Renna, del sindaco Trantino, del questore Bellassai e di tanta gente comune. C'era per noi Tonino De Man. Il quadro che raffigura Franciscus e il registro aperto è aperto a tutti, in segno di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. In prefettura, a Catania, sono i giorni del dolore. Ognuno viene e lascia un ricordo. Ad inaugurare il registro l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, poi il sindaco di Catania Trantino e il questore Bellassai, accompagnato e scortato da decine di agenti che hanno voluto rivolgere anche loro un commosso pensiero. A fare gli onori di casa il prefetto Maria Carmela Librizzi. Rimarrà nel cuore di tutti anche come un buon padre di famiglia. Ha avuto come, diciamo, faro la dignità umana sotto tutti i suoi aspetti. Prima tappa del pontificato Lampedusa, l'ultima Re Bibbia, per chiudere quasi un cerchio migranti e detenuti. E io in questo ci vedo tutto Papa Francesco, il significato del suo pontificato. Ha iniziato con gli ultimi, ha finito con gli ultimi. In via Etnea intercettiamo il sindaco Trantino, visibilmente commosso. Mi ritrovai quasi istintivamente in ginocchio ad ascoltare quello che diceva, percependo il carisma ma nello stesso tempo l'umiltà che traspariva da quelle parole. Il Papa degli ultimi, ma soprattutto della misericordia. Il Papa che ha accolto tutti, anche i carcerati, soprattutto è andato spesso nel carcere e poi si è speso fino all'ultimo giorno che si vedeva la sofferenza di questo uomo. Il registro per le condoglianze si potrà firmare fino a sabato, giorno dei funerali e dell'estremo saluto al Papa, venuto quasi dalla fine del mondo. Un operaio edile di 65 anni, Antonio Rapisarda, padre di 2 figli, è morto sul colpo travolto da un fascio di travi in ferro. Lavorava in un cantiere della strada Adrano Bronte nel Catanese. Stava per andare in pensione. Luca Ciliberti. Un operaio edile di 65 anni, Antonio Rapisarda, padre di 2 figli, è morto in un cantiere nella strada Adrano Bronte in contrada Passo Zingaro nel Catanese, dove l'impresa Donati SPA sta eseguendo i lavori di ammodernamento della strada. L'uomo, che era anche rappresentante sindacale della Filea CGIL, secondo una prima ricostruzione è stato colpito alla testa da un profilato in ferro precipitato da un camion durante le fasi di scarico per motivi ancora in corso di accertamento. Avviate tutte le procedure interne al cantiere previste al fine di chiarire le motivazioni dell'incidente. Sul posto è arrivato il personale del 118. Per le indagini del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò. Quello di oggi è il 6° morto sul lavoro a Catania dall'inizio dell'anno. Nel 2024 i decessi sono stati, secondo le fonti INAIL, 81 in tutta la Sicilia. Antonio, conferma la CGIL di Catania, era un uomo generoso, un lavoratore esperto, un punto di riferimento per tutti noi. Non era solo un delegato sindacale, ma un amico e un compagno vero. La sua morte ci lascia attoniti e ci spinge ancora una volta a ribadire con forza che non si può morire di lavoro. Siamo sconvolti, proprio sconvolti. Avevamo fatto 2 mesi fa le cocette perché voleva andare in pensione e stavamo aspettando l'esito dell'INPS. Invece è arrivata la pensione definitiva per questo lavoratore. Ci uniamo al dolore e alla rabbia dei familiari e chiediamo verità e giustizia, aggiunge la UIL. Per la CISL si tratta di un'altra perdita gravissima che lascia sgomenti e richiama ancora una volta l'attenzione su una piaga che continua a colpire senza sosta il mondo dell'edilizia. Quanto accaduto oggi è l'ennesimo campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Frasi che spesso risuonano come frasi di circostanza, mentre i lavoratori continuano ad essere vittime di una strage silenziosa.
Adesso un'ultima ora, a Palermo una donna è morta nell'incendio di una villetta nella zona di Viale, Regione Siciliana. Le fiamme hanno provocato il cedimento del solaio e la donna è rimasta sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sul posto in collegamento per noi c'è Marco Gullà. Marco. Sì, infatti, buonasera a tutti. Ci troviamo proprio di fronte all'abitazione dove appunto è crollato il solaio e dove appunto la signora oggi pomeriggio è deceduta. Lo vedete appunto anche dalle immagini, ci sono i vigili del fuoco ancora al lavoro, ancora in azione e soprattutto c'è ancora il fumo, l'incendio che quindi non è stato domato del tutto. Le pareti ovviamente dell'appartamento dove la signora viveva sono annerite. Dobbiamo anche capire, ancora non si sa l'esatta dinamica ovviamente di questo di cosa ovviamente ha provocato questo rogo che ha divorato praticamente il solaio facendolo crollare. Non si sa ancora anche l'età della signora, però sembrerebbe che verosimilmente abbia più di 70 anni. La signora quindi è morta sul colpo. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco che stanno ancora lavorando proprio per domare questo incendio. Lo vedete ovviamente anche dalle immagini alle mie spalle, anche un'ambulanza che sta portando via due feriti. Ci sono due persone che erano nell'abitazione ovviamente che come abbiamo visto dove abitava la signora, due feriti che sono rimasti intossicati e che quindi sono stati trasportati nell'ospedale più vicino, che sarà sicuramente l'ospedale Cervello. Al momento è tutto. Bene, altri aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Andiamo avanti. Chiesto il giudizio per due detenuti che avrebbero sodomizzato un giovane nel carcere di Giarre. Nel caso coinvolto uno degli egiziani del branco accusato dello stupro di gruppo alla Villa Bellini. Luca Ciliberti. Sodomizzato con un manico di scopa in carcere da altri due detenuti. Una vicenda che lascia sbigottiti ma restituisce tutta la dimensione e la condizione della convivenza nei penitenziari italiani. La vicenda è accaduta ad agosto nel carcere di Giarre. Le indagini della Procura di Catania hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio di un romeno di 31 anni e di un egiziano di 20 anni, curiosamente uno dei ragazzi coinvolti nello stupro alla Villa Bellini, avvenuto il 30 gennaio del 2024 ai danni di una tredicenne e del suo fidanzatino di 17 anni. Il detenuto che avrebbe subito la tentata violenza in carcere, che è libero, è rappresentato dall'avvocato Leonora Baratta, la penalista che assiste il fidanzatino della tredicenne e che è pronta a costituirsi parte civile nell'udienza preliminare. Le violenze in carcere non vengono denunciate sovente, anzi emerge soltanto l'1% dei fatti criminosi che vengono perpetrati all'interno delle nostre case di reclusione. Singolare che mi sia stato dato mandato dalla vittima di uno di questi fatti che viene attribuito a due protagonisti, uno dei quali coincide con uno dei compartecipi del branco della Villa Bellini, verso cui mi sono già costituita parte civile. Nelle carte, attraverso il racconto della vittima, oggi 24enne, tutta la drammaticità della violenza. Il giovane sarebbe stato aggredito mentre dormiva dai due dalla cella accanto, che non sarebbero poi riusciti a completare il loro intento criminoso perché non sarebbero riusciti a sfilare i pantaloncini che la vittima indossava e che ha trattenuto addosso opponendo un'estrema resistenza. Fondamentale anche l'intervento di un altro detenuto che dapprima pensava che si trattasse di uno scherzo, ma presa consapevolezza della gravità di quanto stava accadendo ha cercato in tutti i modi di bloccare i due. E sempre più fatti di cronaca coinvolgono i giovani, si ricorre alla violenza anche per motivi banali come la gelosia. E secondo i carabinieri, dietro all'omicidio del 17enne Nicola a Francofonte ci sarebbe proprio una ragazza contesa. Francesco Aloi. Le mani e le armi preferite alle parole è la conseguenza del malessere che aleggia sulla generazione Z. Sempre più giovani diventano protagonisti di fatti di cronaca. Per gli esperti una parte di responsabilità sarebbe da attribuire alle serie TV che raccontano episodi di violenza giovanile. Poi ci sono i social, dove chi naviga può trovare con facilità video di risse. E così anche una semplice gelosia per una ragazza può finire nel peggiore
peggiore dei modi. Secondo chi indaga sarebbe proprio questo il movente dell'omicidio di Nicola Lucifora, il 17enne ucciso da un 22enne a Francofonte. I due erano tra la movida del sabato sera, quando forse per uno sguardo di troppo, forse per una battuta verso la fidanzata dell'assassino reo confesso, è scoppiata la rissa. Prima le parole, poi il coltello. Così Nicola viene colpito da almeno 5 fendenti, uno al petto che sarebbe quello mortale. Mentre qui si aspetta l'esito dell'esame autoptico, le risse nei luoghi della movida non si fermano. Ragazze e ragazzi, giovanissimi, che ricorrono sempre più spesso alla violenza. Palermo, la morte del piccolo Thomas, schiantatosi contro un muro con una minimoto a 4 anni. Il padre, indagato per omicidio colposo, ha ammesso di essere stato presente all'incidente con il mezzo che gli è sfuggito di mano. Manlio Viola. Sarebbe indagato per omicidio colposo Antonio Viviano, il padre del piccolo Thomas Viviano, morto a 4 anni schiantandosi contro un muro a bordo di una minimoto il 7 aprile scorso nel quartiere palermitano di Bocca di Falco, sotto la casa della famiglia. Il provvedimento di iscrizione al registro degli indagati non è stato però ancora notificato. Sarebbe stato invece deciso dal pubblico ministero dopo aver ricevuto la relazione sull'interrogatorio del padre della piccola vittima. L'uomo, sentito a sommarie informazioni, avrebbe ammesso di essere stato presente all'incidente e ha raccontato che teneva la minimoto per un parafango, ma poi gli è sfuggita di mano. Secondo la relazione della Polizia Municipale, quel mezzo però, al quale erano state montate anche le rotelle, non poteva circolare in strada non essendo immatricolato e non era adatto a minori di 16 anni. Alla luce di questi fatti, il reato di omicidio colposo potrebbe essere derubricato in omessa vigilanza sul minore, anche se la presenza del genitore al momento dell'incidente escluderebbe questa ipotesi. Tutte eventualità probabili, ancor più che plausibili, ma ancora non notificate né all'interessato né agli investigatori sul campo. Nelle prossime ore, inoltre, l'infortunistica della Polizia Municipale di Palermo aspetta di sapere se il magistrato vuole che sia nuovamente ascoltata anche la madre del bambino per definire alcuni dettagli rilevanti. A Catania armi, munizioni e droga. Scoperto un arsenale a San Cristoforo, un quarantenne arrestato dalla polizia. Emanuela Corsi. Un autentico arsenale è stato scoperto dalla polizia di Catania nel corso di una perquisizione effettuata nel quartiere di San Cristoforo. Arrestato un quarantenne colto in flagranza di reato e accusato di detenzione illegale di armi da guerra e comune da sparo, nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 2 le perquisizioni in altrettanti immobili appartenenti all'uomo, dove era possibile reperire armi e droga. Durante i controlli sono stati trovati e sequestrati 2 panetti di cocaina del peso di 2,3 kg e un borsone di armi con pistole, mitragliatrici, Kalashnikov e relativo munizionamento diversificato in scatole. Ulteriori controlli hanno portato al rinvenimento di altri 7 panetti di droga del peso complessivo di 8 kg e 9 kg di eroina, quest'ultima già suddivisa in diversi involucri. Dopo le formalità di rito, il quarantenne è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza. Non vuole essere dimessa e scaglia una bottiglia di vetro contro un infermiere. Ennesima aggressione al personale sanitario, l'ultimo grave episodio all'ospedale Garibaldi di Catania. Tonino De Mana. Non voleva essere dimessa e per tutta risposta ha scagliato una bottiglia contro un infermiere. L'ennesimo intollerabile episodio di violenza arriva dall'ospedale Garibaldi di Catania, dove una donna di 45 anni ha aggredito il personale sanitario presente in accettazione. Prima le urla, poi gli spintoni ed infine il lancio di una bottiglia di vetro che colpisce e ferisce il malcapitato infermiere. Per lui una prognosi di 10 giorni per un ematoma allo zigomo. Tuona il segretario catanese della CGIL, Carmelo De Caudo. La violenza non può e non deve mai essere tollerata. Chiediamo maggiore sicurezza nei luoghi di cura e il potenziamento del personale. Le manifestazioni aggressive non fanno altro che aumentare il livello di tensione cui tutti gli operatori sono sottoposti, afferma il direttore generale dell'ospedale Garibaldi Giuseppe Giammanco. E la questione non riguarda soltanto i sanitari. Chi si reca al pronto soccorso, ha detto, deve potersi sentire al sicuro. Emergenza abitativa a Catania, CGIL e Sunia lanciano l'allarme sulla lentezza burocratica e sulla mancanza di cronoprogrammi che rischiano di far perdere fondi importanti per la città. Simona Mazzone.
L'idea è quella di cambiare il volto della città, soprattutto i quartieri e le periferie più fragili, con i fondi destinati a Catania da PNRR, POM Metro Plus, Decreto Caivano e Fondo Urbano Agenda. Si tratta di circa 560 milioni di euro e nonostante la mole straordinaria di risorse pubbliche, il territorio etneo rischia di perdere una storica occasione di riscatto. E questo l'allarme lanciato da CGIL e Sunia. Abbiamo in questo momento voluto porre l'attenzione su una serie di fondi, non soltanto sul PNRR ma anche sul POM Metro Plus, che prevede tutta una serie di servizi anche molto innovativi per le persone più fragili. Ci sono milioni di euro già stanziati per combattere povertà, marginalità e emergenza abitativa, che al momento sono inutilizzati a causa di burocrazia e lenta amministrazione e perché ancora, dicono i sindacati, mancano i cronoprogrammi, tanto che alla scadenza del primo step, quello dei fondi PNRR di marzo del 2026, molte opere potrebbero non essere avviate e quindi completate. La verità è che si sono recuperati soltanto 64 alloggi per ora che sono ancora in costruzione per dare risposte alle famiglie che da anni aspettano di avere l'alloggio popolare. Sono stati approvati 9 progetti da oltre 7 milioni di euro, alcuni riguardano l'autonomia dei disabili, l'housing first, la stazione di posta per i senza dimora e i servizi per gli anziani non autosufficienti, ma che in questo caso sono stati bloccati a causa della mancata ristrutturazione degli immobili individuati. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, 5 partite in 16 giorni per il Palermo. La gara contro il Catanzaro, inizialmente in programma per sabato, è stata posticipata di 24 ore. Sarà giocata domenica alle 15. Marco Gullà. Tour de force è quello che si prepara ad affrontare il Palermo. Il calendario dei rosanero ha infatti subito una svolta importante a causa dei rinvii delle gare contro la Carrarese per la scomparsa di Papa Francesco e contro il Catanzaro. I siciliani si preparano ad affrontare un vero e proprio tour de force a partire da domenica 27 aprile, data in cui è stata riprogrammata la sfida con il Catanzaro, che si giocherà alle 15 al Ceravolo. Il giorno successivo ci sarà la ripresa degli allenamenti, con appena 3 giorni a disposizione per preparare la gara casalinga contro il Subtirol, in programma giovedì 1 maggio al Barbera. Appena 72 ore più tardi, domenica 4 maggio, il Palermo sarà di nuovo in campo, stavolta in trasferta contro il Cesena. La stagione regolare si chiuderà infine con 2 partite casalinghe, la prima contro il Frosinone, anticipo della 37esima giornata, fissato per venerdì 9 maggio alle 20:30, la seconda contro la Carrarese, in programma per martedì 13 maggio con orario ancora da definire. 5 partite in 16 giorni, 5 partite in cui il Palermo dovrà spingere al massimo per arrivare nei play-off e poi giocarsi la Serie A tramite gli spareggi promozione. Le squadre siciliane modificano, seppur di poco, il loro programma dopo la decisione di posticipare a domenica la giornata di incontri per rispettare il lutto in occasione del funerale del Papa. Obiettivi importanti da centrale per tutte le isolane. Marco Carli. Un giorno in più di preparazione, anche inevitabilmente un giorno in più di attesa per le squadre siciliane e per tutto il girone C della Serie C. Lo sport sabato si ferma in segno di rispetto in occasione dei funerali di Papa Francesco e dunque tutte le partite dell'ultima giornata, che si devono giocare in contemporanea, sono state spostate a domenica alle ore 20. Ribalta serale per il girone C con Potenza Catania, che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Telecolor. Toscano studia tutte le alternative possibili partendo da un sistema di gioco collaudato, ma contemplando anche la possibilità di un attacco con più riferimenti, 2 sugli esterni e 2 davanti, che possa dare maggiore possibilità di impiego ai tanti attaccanti e trequartisti. Intanto, con l'assenza di Quaini per squalifica, a centrocampo si va verso la coppia di Tacchio e De Rose. Guglielmotti sarà il prossimo giocatore pronto a dare il suo contributo, soprattutto dai playoff. Il Trapani, senza Silvestri e Toscano, entrambi appiedati dal giudice sportivo, attende la Casertana, impegnata nella lotta play-out con il Messina. I Granata devono per forza vincere per sperare nei playoff. Benedetti dovrebbe prendere il posto di Silvestri, mentre Saber o Segberg dovrebbero rilevare Toscano. Il Messina, in attesa, nell'ansia giustificata da parte dei tifosi di conoscere il destino societario e il suo futuro, guarda al prossimo obiettivo. Con la Juve Next Gen, che sta facendo benissimo, una vittoria varrebbe la certezza matematica di disputare i play-out. E
E adesso una pausa, tra poco altri aggiornamenti. Per questa edizione del TG Sicilia non ci sono altri aggiornamenti, grazie per averci seguito e buona serata.